Amici di Summer Tour, continua il nostro viaggio. Oggi siamo a Policoro, in provincia di Matera, nella splendida Basilicata, un paesino di circa 15.000 abitanti, ma tanto sole, tanto mare, tanto divertimento e soprattutto tanta animazione. Rimanete con noi con Summer Tour e vi porteremo in un mondo magico. Cosa importa se sogniamo in Puerto Rico, ma se restiamo insieme sembra il paradiso che ho schiarito. Brucia il sole in ufficio, che voglia che hai di scappare, uscire dall'acqua coperti di sale, mare blu profondo sulla pelle il vento, intorno solo gente che balla, che balla, che balla, intorno solo gente che balla, che balla. Ed eccoci pronti, siamo in compagnia di Carmine. Carmine sarà un po' il nostro gancio in questa puntata, perché grazie a lui e alla sua animazione racconteremo una giornata di sole, mare, spiaggia e tanto divertimento. È vero, Carmine? Eh sì, oggi siamo qui presenti all'Isola Capannina, sempre, ormai da oltre 10 anni sono il capo animatore e il DJ di questo fantastico lido e siamo pronti a partire. Si aprono le danze, a tutti buona domenica e buona estate. Ma cosa vi chiedono maggiormente le persone che vengono qui in questa struttura? Ma qua siamo polivalenti, qua qualsiasi cosa chiedono noi siamo sempre al loro servizio. E allora, visto che sento musica, sento qualcuno da qualche campo qui che sta chiamando, cosa sta per iniziare? Ora subito avremo il torneo di beach volley e poi i balli gruppo e a seguire i giochi. E allora spostiamoci un attimo al campo di beach volley, vediamo cosa succede e regaliamo i nostri gadget. Sei d'accordo, Carmine? Sì, sì, sì. Tu sai che oggi regaleremo tanti gadget? Sì, gadget e tanta bella musica. Vi aspettiamo qui alla Capannina, grazie. Seguiteci. E non c'è bisogno di niente, ai, 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 quando la notte ti prende, ai, 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 tra cielo e la savana, tutto girava, già buona, dicevi tu, guardando me. Pronti? Sta per iniziare il torneo di beach volley. Chi vincerà, la squadra che vincerà porterà a casa ancora dei bellissimi premi e noi nel frattempo con la nostra Giorgia andremo in spiaggia a capire perché è importante venire in provincia di Matera, in questo mare, su queste spiagge, d'accordo? Seguiteci. Questa volta, amici, la domanda la rivolgo a voi da casa. Chi è questo signore? Vediamo se riuscite a riconoscerlo. Giustamente non potete rispondermi adesso. Sono in compagnia di Gianluigi Pozzovivo. Pozzovivo è una maglia storica del Policoro. È stata una maglia storica perché adesso, vedete, ha tolto la maglia e c'è rimasto qualcosa in più. Di solito quando togli la maglia togli qualcosa, invece qua è rimasto il pallone. Lui è un calciatore storico, è stato del Policoro quando giocava in Serie D. Sì, anni molto belli, fine anni 80, 89, 90. Cosa ha significato per lei rappresentare la Policoro in giro per l'Italia? No, è un'esperienza molto bella, è stata, perché eravamo un gruppo di amici. Anche oggi ho trovato Massimo Donaddio, persone con cui ho condiviso anni bellissimi, avevo 20 anni, quindi... Lei è sempre rimasto legato a è sempre rimasto attaccato a questa terra o si è spostato qualche volta? No, io sono di Chiaromonte, quindi però Policoro è stato sempre la seconda casa, perché ho fatto gli anni più belli calcisticamente parlando, è stata un'esperienza molto importante. Perché venire a trascorrere una vacanza a Policoro? No, abbiamo casa qui e quindi portiamo i bambini. No, per qualcun altro. Se lei vuole invitare qualcuno a venire a Policoro, perché? Perché c'è tutto, è una cittadina accogliente, una cittadina che offre molto, c'è molta vita anche per i giovani la sera, un lungomare spettacolare, quindi... Il mare è pulito? Molto, molto bello. Pulito? Sì. Ok, mare pulito, sole, mare, spiaggia, e a questo punto vi lasciamo con il nostro calciatore. Abbiamo anche la nostra palla, gli facciamo fare un palleggio, vediamo se è rimasto in forma. Abbiamo fatto... Vai.
Complimenti, grazie per essere stato con noi. Le lasciamo la nostra palla in ricordo di questa giornata. Grazie, buon lavoro. Grazie. Andrea, come mai a Policoro? Abito a Policoro, credo che siamo fortunati ad abitare in quest'area perché abbiamo un buon mare. Ah, che bello sentire una persona di Policoro che dice siamo fortunati a vivere questo mare. Ecco, tutti dovremmo essere un po', no? Attaccati alla nostra terra. Io ritengo che noi lucani siamo fortunati a 360 gradi, abbiamo il Polline che a due passi a 35 km da Policoro, abbiamo il mare, tutto il litorale, poi alla fine anche se è cortissimo, pochi chilometri, poi da Metafondo qui a Novasiri, è tutto bello. Credo che meglio di così non si può, forse ci vorrebbero infrastrutture diverse, non forse, certamente. Ad esempio? Che cosa? Ci vorrebbero delle strutture ricettive diverse, ci vorrebbe un'attenzione particolare anche ai parcheggi, perché senza parcheggio, senza comunque dei servizi al turista, diventa frustrante venire a Policoro e cercare di passare poche ore di Una giornata tranquilla può diventare snervante per il fatto che 9, riesco a trovare parcheggio alle 10, riesco a scendere in spiaggia alle 11, alle 12 vado a casa perché ho l'appuntamento con i parenti o quant'altro, perché poi il nostro turismo è fatto di lucani che lavorano fuori dalla nostra regione che rientrano. Fin quando c'è questa buona abitudine avremo tanta gente, ma se si perde questa abitudine quali strutture potranno accogliere i veri turisti? Che Ecco, allora noi che siamo abituati a dire e a raccontare la verità con le nostre telecamere, un appello che nasce in maniera costruttiva dal nostro amico Andrea, a chi insomma di competenza gentilmente prendetene atto e magari sistemiamo un po' meglio questo discorso dei parcheggi, così il turista è ancora più soddisfatto, trova tante cose belle, facciamogli trovare anche un ampio parcheggio dove la mattina non deve perdere un'ora per parcheggiare, giusto? Sì, ma guarda che prima si parcheggiava nella pineta, si faceva adesso queste isole per forza attrezzate aprissero, spianassero i terreni in modo che le macchine possano arrivare sotto i pini e abbiamo 1500 parcheggi in più in un batter d'occhio. C'è questa forma politica che ogni cosa per fare turismo deve diventare economica a vantaggio di una schiera o dell'altra, secondo me sta rovinando il nostro futuro e il presente. Bene, e allora prendiamone atto e quello che si può fare cerchiamo di farlo per il bene di questo turismo fortemente in crescita. Regaliamo qualcosa al nostro amico Andrea, che è stato gentilissimo. Ok, grazie Andrea. E allora, solo un invito, perché venire a Policoro? Perché l'acqua è bella, le persone sono belle E c'è Andrea, e c'è pure Andrea. Amici, sono veramente tanti qui a ballare, a giocare, a divertirsi con noi. Summer Tour 2019 Policoro, si continua alla grande in questa struttura balneare dove ci hanno ospitato, dove c'è questo ristorante, questo lido, per vedere come si svolge una giornata d'estate. Vediamolo! Mi fermo un attimo sulla spiaggia e incontro questo simpatico amico che si chiama Antonello. Mi ha chiesto una magliettina di Summer Tour, gliel'abbiamo data. Ma adesso Antonello, mi devi dire perché è importante venire a trascorrere le vacanze a Policoro? Perché c'è un clima fantastico. Sole, mare, gente, musica. Tu cosa fai di bello nella vita, Antonello? Io lavoro, E che lavoro fai? faccio autista di lavanderie, porto il furgone. Bene. E funziona tutto qui, il mare è pulito e Sì, i servizi funzionano tutti? tutti, al 100%. Vuoi salutare qualcuno che ci segue da casa? Vuoi raccontargli qualcosa? Vuoi raccontare una barzelletta pulita? Se mi racconti una barzelletta pulita ti regaliamo un altro gadget. Vabbè. Allora, c'è un padre e un figlio che vanno in campagna a lavorare. Allora, il figlio stanno lavorando. Allora, a un certo punto il figlio gli fa al padre: papà, che ore sono? Dato che il padre non c'aveva mai l'orologio, no? Allora il padre, senza guardare l'orologio, disse le 9:30. Fa il figlio al padre: papà,
ma perché, come hai fatto a sapere le 9:30 che non c'è l'orologio? Dice, guardi il sole e ti dico l'orario, guardi il sole e vedo l'orario. È arrivato alle 12:30, più o meno, il figlio gli fa al padre, papà, dimmi, ma come, che ore sono ora? Saranno le 12:30, 12:35, fa il padre al figlio. Dopo un certo punto il figlio arriva verso la sera e fa, papà, dimmi, ma ora che ora è? Sono le 21:30. Dice figlio, ma come cazzo ha fatto che il sole non ci sta? Pulito, t'ho detto. Ma come ha fatto che il sole non ci sta a sapere che sono le 9:30? Dice, quale sta la luna? Un applauso ad Antonello, facciamogli un applauso tutta la spiaggia. Grazie Antonello. Tutto il mare, tutti quanti stiamo facendo. Mi piace il me che lui ogni tanto. Me lo rifai? Dammici sta maglietta allora. Come d'Altamura? Ah, non sei di Policoro? Ah, allora ridammi la maglietta, su. Sto scherzando. Antonello simpaticissimo, chi vuoi salutare? Allora saluto tutti quelli che mi conoscono e a chi non mi conosce. E chi non ti conosce? Quelli che non mi conoscono. E quelli che non ti conoscono? Che cazzo ne sei? Siamo sempre qui a Policoro e adesso diamo spazio alla musica. Vediamo chi porta a casa il premio indovinando i brani che dalla console manderanno in onda i nostri cari amici animatori. Siete pronti? Guardiamoli insieme. Vediamo chi indovina questa volta il brano. Stop. Chi si prenota? Venga. No, la prenotazione. Carmine Fichigo. Wow. I love you. Nera come la tua schiena, vestita da sera, sciogli i tuoi capelli, poi balla un po'. La fatta a cappella, Cantiamola. Sto per la strada, dove sto? Lo so che cosa. Lo so, pensai un po'. Lo so, in un bar. Bravo, applauso! Bravissima! Consegniamo il buono. Bisogna cantare. Allora, siamo pronti? Vai con l'altro brano. 3. Stop. Vieni. Ma come bello! No, la prenotazione. Carmine sei figo. Grazie. Ma come bello anche. Aspetta. Motocicletta, anni 60, girano in centro, sfiorando i 90. Rosso il fuoco, comincia la danza, ti frecce con dietro, attaccate una targa. Dammi una Specie l'estate che avanza, dammi una Vespa ti porto in vacanza. Tutti! Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi. C'è una Vespa speciale che risolve i problemi. Grazie! Bravo, fermati, c'è il gadget. Vai, consegniamo. Andiamo avanti, Carmine, il prossimo. Ti aspetterò Come campagnette e colazione, come facendo dall'inizio si aspetta il ritornello di quella canzone. Ti aspetterò perché sei tu che porti il sole. Bravissime. Bravi! Consegniamo il premio a tutte e due, dai, hanno Oggi fatto pomeriggio la insieme. fila, la sicurezza, Stefania, azione commerciale. Ultimo brano. No, quanti ne abbiamo ancora? 3-4 brani, Carmine, vai. Consegniamo i buoni da spendere subito al centro commerciale. Un attimo solo. Allora, siamo pronti? 3, 2, 1, via! Si è prenotato lui, vieni. La nuova prenotazione è... Aspetta. Carmine sei bastardo, è giusto? È giusto. Carmine sei bastardo, giusto. Acqua e sale. Vediamo se acqua e sale, vediamo. Semplice un po' banale, io direi quasi prevedibile, sempre uguale. Sono gli occhi tutti
così gli uomini e l'amore, come vedi tanti aggettivi che si volano con noi, da che non siamo poi cattivi. Tu non sei niente male e va bene quando sei forte. La tua voce dai motore che sembra un cardio, e va bene guida tu, che sei bravo più di me, e da dentro ne al mare. Applauso, bravissimo, bravo. Ma io quella la sapevo. La poteva fare, ma io. Ma io. La possiamo fare tutti e due. C'è staccato il ritornello. Dai, perché la prenotazione nuova è? Carmine sei bastardo. Va bene, quello andiamo proprio. avanti. Prossimo brano. Qual è? Stop, Carmine? Carmine sei bastardo. Qual è? Madonna tu Carmine, aspetta. No, non è Madonna tu. È un'altra canzone. È passato ormai. Mi dispiace. Carmine sei bastardo. Vai. Cerco l'estate tutto l'anno. No. Sbagliato. Ho soldato innamorato. Venga signora, venga. Ok. Oh, mi sa sicuro te. Segniamo anche a lei il buono. Ok. Anche a lui. Posso dire? Carmine sei la mia vita. Grazie mamma. La nuova prenotazione è Carmine sei la mia vita. Cerchiamo in casa, capito? Amore, non ti offendere. Ah, è la mamma? Sì, È la mamma davvero? Sì. Signora, complimenti. Complimenti, avete un figlio d'oro. Solo questo avete? Grazie. Ah, ecco. Andiamo avanti. Arriva. Ora ci sei. Allora, siamo pronti? 3, 2, 1. Via. Certe notti! Carmine sei l'amore della mamma, ma questo è certe notti. Aspetta. Facciamola insieme. Vediamo un attimo chi arriva. Amore mio, Pronti? certe notti. Andiamo, arriva. La macchina è calda, La macchina è calda, e dove ci porta decide lei. Certe notti la strada non conta, quello che conta è sentire che vai. Certe notti la radio che passa negli anni sembra avere capito chi sei. Certe notti somigliano a un vizio che tu non vuoi perdere mai. Bravissime! Brave! Bravo, consegniamo il buono. Ultimo brano e poi vi lasciamo con il vostro pranzo. Un attimo solo. Arriva, un attimo solo, sta arrivando. 3, 2, 1, via! Aspetta, adesso ti voglio, vieni. Perché poi ci sono prenotazioni che devono seguire, quindi... Carmine sei la mia vita, giusto? Carmine, aspetta, lo devi dire in televisione questo. Aspetta. Carmine sei la mia vita. Passatemi la diretta poi perché la condivido su Facebook, è bellissima. Rifalla. Carmine sei la mia vita. Rifalla perché non è venuta bene. Carmine sei la mia vita. Aspetta, non andava il microfono, rifalla. Hai visto quando a penitenza? Che mo mi devi dare tanti buoni? Se Tanti buoni, se indovini il brano, 3 buoni. 3, 2, 1. Qual è? Stop, qual è il brano? Rose. T'hanno aiutato. Quindi ritorniamo a un buono. Vai, cantala. È mia moglie. Rose. Insieme tutti! Rose per te. Ho comprato stasera, ma l'amore non ne ha. Che cosa voglio da te? Vai insieme tutti!
dimenticare ed ogni io voglio per te. Da quando ti ho sino dal lato, sagrante del donato, ma non vivo per te. Vorrei, lo vedi quanto ti vorrei, io nera come la tua schiena, vestita da sera, sciogliti i capelli, poi balla un po'. Nera come questa sera, con la luna piena, muoviti, poi balla un po'. Ancora un altro viaggio all'interno del nostro format Summer Tour. Le nostre telecamere oggi sono a Policoro. Siamo in una struttura ricettiva molto bella, sempre in compagnia dei nostri partner. Oggi mi affiancano Stefania e Salvatore. Stefania per quello che riguarda fare gruppo, fare impresa insieme alle strutture ricettive, quindi come partner di un centro commerciale importante, e insieme stiamo conoscendo quello che è il nostro mood: sole, spiaggia, mare, tanto divertimento, insieme a quelli che sono gli addetti ai lavori, dagli animatori ai DJ, quello che troviamo nelle strutture, per far vedere insomma che in queste regioni che stiamo visitando l'estate è bella attiva e funzionante, no Stefania? Certo, tu sei perché già possiamo dire... hai preso parte già a diverse delle nostre puntate. Sì, diverse location, tutte belle. Oggi siamo qui in Basilicata perché, diciamolo, la Basilicata è bella, abbiamo un mare pulitissimo, siamo anche bandiera blu quest'anno, quindi perché non sottolinearlo? E poi abbiamo queste strutture. Io come centro commerciale Eraclea oggi sono qui in trasferta e stiamo regalando un po' di gadget, di buoni sconto, quindi che dire, tutti gli ospiti della struttura hanno avuto qualcosina, un ricordino. Quindi sta funzionando questa partnership tra le strutture ricettive del posto e il vostro centro? Sì, sta funzionando. Quindi fare rete funziona, fare squadra certo, come funziona sempre. È importantissimo, se manca quello non si va da nessuna parte, diciamolo Giuseppe. Salvatore, mare, spiaggia, tanto divertimento, ma soprattutto anche una buona cucina a tavola. Adesso ci siamo fermati un attimo dopo aver visto balli di gruppo, animazione, tantissima animazione. Abbiamo raccolto un po' di informazioni da parte di turisti che erano presenti sulla vostra spiaggia, ma la cosa più importante è sedersi a tavola poi in questo periodo e mangiare un ottimo piatto. Ho visto prima che hai ordinato qualcosa per noi a sorpresa, ma cosa hai ordinato di buono? Allora, noi prepariamo il fusillo alla lucana. Ah, fusillo alla lucana. Mo ce lo serviranno qui qualcuno. Bene, siamo quindi come dire, nella patria dei fusilli, che sono questi fusilli fatti in casa, pasta fresca, giusto? Sì, pasta fresca. Senti, e cosa... però siamo al mare, sai, stavo immaginando un po' di tonno, un po' di pesce spada, un po' di frutto di mare. Vabbè, abbiamo lo fate anche pure cose. quello? Sì, però diciamo che quello che facciamo, quello che rappresenta il nostro territorio... È un richiamo al territorio, quindi. Sì, bene. Anche perché molti tipi di pesci non è che fanno parte del nostro mare, vengono anche da altri mari. Bene, da dove arrivano più o meno i vostri turisti, i vostri clienti? Diciamo da un po' dappertutto, molto da zona, per esempio la Puglia anche ci viene qui, molti napoletani. E cosa dicono quando arrivano in queste strutture? Sono soddisfatti dei servizi? Sì, molto soddisfatti di tutto quello che facciamo, a partire dalla cucina, poi ai servizi spiaggia, ombrellone, eccetera. E visitare anche un po', come dire, il centro di Policoro, quindi voi siete famosi per i musei, no Stefania? Sì. I musei della Siritide. Il museo della Siritide, sì. Come dire, questo trade union, no? Tra la cultura, l'attività commerciale, i partner commerciali, no? Che racchiudono un po' un servizio completo. Arriva un turista, gli fate fare un bel percorso, no? In giro tra il castello, so che qui c'è anche un castello. Castello baronale, bellissimo. Importante, e poi quando si fermano in queste spiagge trovano sole, mare e tanto divertimento e un'ottima cucina. Quindi Salvatore, a questo punto io direi facciamo arrivare i fusilli con la particolarità di questo fusillo. Qual è la particolarità di questo fusillo? Niente, il fusillo viene, lo dico già quello che sì. Viene preparato con pomodorino, mollica di pane, il peperone crusco, che è un peperone che viene molto curato a Senise. Diciamo la fonte arriva da lì. Bene. E mettendolo sul tavolo è come se metti l'oro del sud. E allora attendiamo quest'oro del sud, forchettata, e poi si riparte per un altro viaggio. Eccoli qua. Che bello, guarda che presenza, guarda che colori in questo piatto.
il peperone crudo. Scusate, posso fare una cosa? La posso fare una cosa azzardata proprio? Ah, eccolo qua. Che bello. Come l'hai chiamato? L'oro del sud. L'oro del sud. Signori, a questo punto... Possiamo seguirti, Giuseppe? Anch'io, dai. A questo punto facciamo un brindisi con i peperoni cruschi. Da Bene. Policoro è veramente tutto. Bello farlo così con questo peperone crusco. Da Policoro è tutto. Noi vi lasciamo e vi diamo appuntamento con la prossima puntata di Summer Tour. E adesso ci gustiamo questo ben di Dio, oro del sud, proprio come l'hai chiamato tu. Grazie a tutti, alla prossima.